I poliziotti del reparto colloqui addetti alla buca pranzi dell'istituto penitenziario Antonio Norrusso Pagliarelli di Palermo, coordinati dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo, provvedevano al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nei giorni scorsi si presentavano i genitori di un detenuto ristretto presso il reparto denominato Pianeti per fruire del colloquio, consegnando all'ufficio denominato Buca un sacchetto di colore bianco all'interno del quale vi erano dei generi di vestiario. L'addetto alla buca pranzi, nell'effettuare un controllo più accurato del pacco in entrata, destinato appunto al detenuto di 29 anni dalle iniziali SM, riscontrava diversi rigonfiamenti lungo le cuciture degli asciugamani, dove all'interno venivano rinvenuti 5 involucri di sostanza di colore marrone, verosimilmente stupefacente del tipo hashish. Il peso era pari a 45,3 grammi, quindi scattava subito l'operazione di polizia, che inizialmente dava esito negativo con la perquisizione personale dei coniugi SM e RS, nonché della macchina di loro proprietà, su disposizione del pubblico ministero di turno, dottoressa Sinatra. Le operazioni di perquisizione venivano così estese anche presso l'abitazione e terminavano dando esito positivo, quindi veniva rinvenuto all'interno di un cassetto della scrivania sita nella camera di pertinenza di SM, detenuto, un tritaerba di colore nero, 2 pipette verosimilmente per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, una pinzetta intrisa di materiale sciolto, un contenitore metallico, 5 cartine trasparenti e una sigaretta Chesterfield. Quindi si procedeva al sequestro di un telefono cellulare, diverse SIM, una scheda a memoria, un'agenda di colore grigio del 1921, tutto veniva posto sotto sequestro, un DVR marca Luia. Tutti gli indagati venivano deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà e in ragione del quantitativo sequestro e in particolare alle modalità di confezionamento appariva evidente che la presunta sostanza stupefacente, una volta introdotta all'interno dell'istituto, sarebbe stato oggetto di cessione a soggetti terzi per un valore commerciale di circa 4.500 euro.